Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Calcio Parlando. Se non fosse solo una partita, ti direi che così è la vita. Cerchi un ruolo che ti vada bene, cerchi un luogo dove stare insieme. C'è un mistero nella stoffa del campione, volgere lo sguardo per far girare l'azione. Capitano, alzati, dammi la mano. Ed eccoci qui, buon pomeriggio a tutti da Graziano Campi e da Calcio Parlando, dalle frequenze di Radio Padania Libera, per andare a discutere di quella che è stata una settimana di calcio, un weekend calcistico molto interessante, e per quelli che saranno gli appuntamenti di questa settimana riguardanti le partite di Coppa. Cominciamo subito con leggere quelli che sono stati i risultati della Serie A in attesa del posticipo Fiorentina-Verona che è previsto questa sera alle 20:45. Roma-Atalanta finita 1-1, Empoli-Parma 2-2, Inter-Milan 0-0, Palermo-Genoa 2-1, Cagliari-Napoli 0-3. Ricordo che l'anticipo della settimana era Juventus-Lazio finito 2-0. Per quanto riguarda invece la classifica della Serie A, Juventus solo al comando come da molto tempo a questa parte con 73 punti, a seguire Lazio e Roma pari punti a quota 58 con i laziali che hanno il vantaggio della differenza reti e quindi conquistano il secondo posto. A ruota segue il Napoli a quota 53 a 5 punti da Roma e Lazio, cercherà di riuscire a trovare il guizzo che gli permetta di qualificarsi per la prossima Champions League. Quindi Sampdoria 50, Fiorentina 49, Genoa e Torino 44 che lottano per un posto in Europa League inseguendo la Fiorentina. E quindi arriviamo alle milanesi che ieri hanno pareggiato in un derby molto, noioso, 0-0. Milan a quota 43, un punto sopra l'Inter a quota 42, Palermo punti 41 e quindi Sassuolo e Chievo a quota 36, Udinese a quota 35, Empoli a quota 34, Verona a quota 33 e quindi arriva la zona per non retrocedere per la lotta per la salvezza che sembra già essere decisa con l'Atalanta che ha 30 punti e quindi può considerarsi a ben diritto quasi salvo ormai, e successivamente abbiamo le tre squadre che sembrano destinate a retrocedere: il Cesena a 23 punti, il Cagliari a 21 punti e il Parma a quota 13 dopo le numerose penalizzazioni. Senza penalizzazioni il Parma avrebbe 20 punti. Dovrebbe esserci con noi in collegamento in questo momento Daniele Madasi. Ci sei, Daniele? Ciao, grazie, eccoci qua. Ciao Daniele, allora cosa mi puoi dire di questa settimana calcistica, questo weekend calcistico? Che cosa ti ha colpito di più? Ma mi ha colpito di più direi il fatto che le due milanesi a questo punto rischiano di non arrivare nemmeno al settimo posto. Il settimo posto vale l'accesso ai preliminari di Europa League. Questo perché Juventus e Lazio si sono qualificate per la finale di Coppa Italia, per cui il derby di ieri ha rappresentato, penso, uno dei punti più bassi del calcio meneghino. Questa è anche una cosa assolutamente non bella a livello di immagine, e considerando che l'Esport sta partendo e la Juventus, che è la squadra di Torino che gioca in Coppa Campioni, che sta vincendo il quarto scudetto consecutivo, ha avuto la sponsorizzazione dell'Expo per portare in giro nel mondo questo marchio. Perfetto che l'Juventus possa fare questo per l'Expo, però sarebbe stato forse più logico che
Milano-Inter avessero loro sponsorizzato l'evento Expo, visto che la Juventus è una squadra di Torino e le due di Milano invece si chiamano Milano-Inter. Ecco, sì, giustamente. Intanto ti faccio un'altra domanda che esula dal calcio. Tu quando è che torni? Scusa, abbiamo un problema, eh. Non riesco a sentirti bene. Pronto? Sì, eccoci. Non ho data di presto, ma non ce l'ho purtroppo. Ecco, no, cioè, più che altro è perché vogliamo sapere se ci porti un po' di souvenir. Non prodotti tipici della Colombia, perché qua ci ascolta la Digos e finiamo tutti in galera, però ci aspettiamo souvenir tutta la redazione, mi raccomando. Qualche piccolo souvenir, logicamente, che si potrà portare sarà ben accetto da parte di cane nel potervelo dare, ci mancherebbe altro. Esatto, perfetto. Una delle notizie principali però di questa settimana esula un attimino dal calcio ed è la vittoria di Valentino Rossi, che ha esultato in Argentina con la maglia di Maradona. Praticamente tutte le prime pagine dei quotidiani ne parlano. Valentino de Oro titola il Corriere dello Sport, Vale con un punto esclamativo tutto sport e Vale de Oro la Gazzetta dello Sport. Vuoi fare una battuta su questo campione che sembra non avere età? Ma devo dire che dopo 1 o 2 annate in cui Valentino Rossi è andato male, sta andando benissimo, questa è una cosa bella. Direi che è stata comunque caratteristica il fatto che abbia festeggiato con la maglia di Maradona, considerando che però Valentino Rossi mi sembra sia tifoso dell'Inter, avrebbe potuto usare quella di Xavier Zanetti. Ecco. Sì, sono d'accordo. Invece, andando a guardare un attimino quello che è il fondo della classifica, l'Atalanta sembra essere uscita definitivamente dalla crisi, è arrivata a quota 30 punti, ieri ha pareggiato con la Roma, una sfida che però non dice molto sullo stato di salute delle due squadre, perché comunque la Roma è in un periodo veramente di crisi, mentre l'Atalanta sta uscendo ma a marcia ridotta. Diciamo che sono le squadre dietro che perdono punti. Come vedi le due squadre? L'Atalanta sta facendo la corsa unica sul Cesena, perché il Parma, l'abbiamo detto, è in Serie B oramai da tanti mesi. Il Cagliari è in Serie B da quando ha scelto di chiamare Zeman inizio stagione, poi addirittura ha deciso di richiamarlo dopo l'esonero di Zola. Il Cesena fa pochi punti, l'Atalanta deve soltanto mantenere questi 7 punti nelle ultime 7 giornate, per cui devo dire che oramai la corsa a salvezza è pressoché quasi chiusa. Che invece c'è il Parma che ha 13 punti, gliene sono stati tolti 7 per penalizzazioni varie, quindi il campionato secondo me è comunque falsato con tutte queste penalizzazioni. Sta giocando ancora per direi di no, non sono d'accordo, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha subito tante penalizzazioni ed è riuscita poi a salvarsi, per cui il Parma ha preso delle penalizzazioni che però sono giuste. Ricordiamo che gli stipendi del Parma sono fermi ad agosto, per cui anzi i punti di penalizzazione secondo me sono stati dati tardi, potevano essere dati prima come da regolamento, però esatto, diciamo questo che è la il Lega discorso. Calcio ha cercato di tirarla lunga. E questo è il discorso, che quando cambi le regole durante la stagione, andando a penalizzare una società, i giocatori si sentono anche demotivati, perché il Parma ha pareggiato l'ultima partita con l'Inter, poi ha vinto con la Juventus, adesso ha pareggiato di nuovo, però tutti questi punti sono praticamente scomparsi in settimana, con la penalizzazione di 4 punti che si è aggiunta a quelle precedenti. Sì, allora, da questo punto di vista hai ragione, ed è direi gli stessi casi che ci sono in Serie B con Brescia e Varese. Esatto. Ti chiedo una battuta sulla partita della Fiorentina di stasera e poi parliamo anche delle squadre impegnate in Europa. Ma velocissimo, Fiorentina stasera è l'ultima chiamata, se vince col Verona può rientrare nel Giro Champions, se no deve concentrarsi sull'Europa League, considerando che ha ottenuto un ottimo pareggio in trasferta nei quarti di finale. E poi direi che in conclusione possiamo arrivare alla tua domanda sulle coppe europee. Esatto, quindi come vedi la sfida tra Monaco e Juventus? Si giocherà mercoledì sera, e poi le due sfide che sembrano sulla carta un po' più semplici per il Napoli, che ha vinto 4-1 all'andata in Germania contro il Wolfsburg, e la Fiorentina che a Kiev ha pareggiato 1-1. Il Napoli praticamente è già in semifinale di Europa League dopo l'ottima prestazione. A tal proposito ricordiamo che se Napoli va a vincere l'Europa League andrà in Champions League con una wild card, ma non libererà alcun posto, quindi non è che l'ottava del campionato italiano va in Europa League. Questo anche magari per
spiegare un pochino di regolamento. La Fiorentina ha fatto un ottimo pareggio in trasferta a Chievo 1-1, ha 2 risultati su 3 in casa e penso che non si faccia sfuggire l'accesso alle semifinali di Europa League. E la Juventus invece in Champions League, secondo me l'importante era vincere contro il Monaco. La gara di ritorno dovrebbe essere sulla carta molto più semplice dell'andata, 2 risultati su 3, per cui vista anche come sta giocando la Juventus in questo periodo, penso che soltanto un Harakiri bianconero potrebbe permettere alla banda di Allegri di non arrivare in semifinale di Champions League. Perfetto. Allora Daniele, io ti ringrazio. Vorrei ricordare che mercoledì abbiamo un appuntamento particolare per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio e cercheremo di organizzare un collegamento apposito attraverso altri mezzi. Andremo quindi ad implementare le trasmissioni radiofoniche della nostra redazione sportiva di Radio Padania. Ricordiamo l'appuntamento circa verso la 1:15 fino alle 2:05. Parleremo di quello che è stata la chiusura del campionato di hockey italiano e quello che è l'arrivo dei mondiali. Daniele, io ti ringrazio moltissimo, sei stato prezioso, mi raccomando i regali, noi li aspettiamo volentieri. Non mancheranno. E ti saluto, alla prossima. Ciao Daniele. Grazie mille, ciao a tutti voi, buon proseguimento di trasmissione. Ecco, siamo in attesa intanto di collegarci con un nuovo ospite, Stefano Affolti della provincia di Varese, per parlare un attimino di quelli che sono stati gli episodi di vandalismo che hanno devastato lo stadio di Varese nelle notti passate, una situazione che ha portato, diciamo, vergogna sulla città di Varese. Io ricordo che se volete intervenire potete chiamare al numero 02 66 20 35 e 29. Nella seconda parte parleremo anche di derby, ma per ora possiamo aspettare anche i vostri commenti con molto interesse per quanto riguarda sia il derby sia per quanto è successo nella serata di Varese. Proseguendo con la lettura di quelle che sono le prime pagine dei quotidiani, il Corriere dello Sport parte con Napoli urlo da Champions. Praticamente comincia già a tirare la volata al Napoli, mentre la Gazzetta dello Sport parla di derby a 0, Inter meglio del Milan, le manca un rigore, le polemiche relative al derby. E infine Tutto Sport, festa Juve a casa Toro, la Juventus potrebbe vincere lo scudetto proprio nel derby nello stadio del Torino, lo stadio olimpico di Torino. Dovrebbe essere in questo momento in collegamento con noi Stefano Affolti, giornalista della provincia. Ci sei Stefano? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Stefano, ascolta, ti chiedo subito di riepilogare un po' quello che è successo nelle notti scorse a Varese e poi andiamo avanti con l'intervista. Allora, è successo brevissimamente, in estrema sintesi, sabato notte, nella notte tra sabato e domenica, nella notte tra venerdì e sabato, tra mezzanotte e le 2, degli uomini incappucciati, così dicono le immagini video riprese all'esterno dello stadio, sono entrati all'interno dello stadio Franco Assolo di Varese, hanno divelto le porte, hanno rovinato il campo, hanno sradicato la panchina, insomma hanno fatto un sacco di danni, tant'è vero che la partita che era in programma sabato è stata posticipata domenica, risistemando la meno peggio la situazione. La partita era la partita con l'Avellino, e sul campo poi la squadra, nonostante il clima decisamente non sereno, ha fatto 1-1, ha fatto anche una buona prova, avrebbe anche meritato di vincere. Sono in corso le indagini, si stanno incrociando i dati degli telefonini agganciati alla cella di Masnago con gli orari, con i passaggi eccetera eccetera. Si arriverà probabilmente a sapere chi sono i vandali. È evidente però che bisogna andare a cercare nell'ambito del tipo ultra varesino. È l'ultimo e il punto più basso della recrudescenza della situazione in una stagione in cui sta andando tutto storto a Varese. La squadra è l'ultima in classifica, è stata penalizzata di 4 punti e ha 12 punti dalla zona salvezza. E siccome siamo alla 37esima, si giocherà la 37esima giornata su 42, non ci sono molte possibilità di salvarsi, anzi le possibilità sono veramente poche. La situazione societaria è quella che è, quindi la società in questo momento più o meno non esiste e quindi la rabbia dei tifosi era rivolta in questo caso contro la società. Le scritte lasciate sul campo parlano chiaro, insomma. Ecco, il problema, da quanto mi pare di capire, è che il Varese ha un ingente debito per quanto riguarda comunque la categoria della Serie B. Per quanto riguarda, scusa? Per quanto riguarda la Serie B, per una squadra di Serie B il debito sembra abbastanza alto. E diciamo che sì, allora finita
finisce un ciclo di 5 anni in cui la squadra è tornata in Serie B dopo 25 anni, ha fatto il primo campionati buoni, il terzo così. L'anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia play-out e quest'anno è retrocesso. Una parabola da favola dalle stelle alle stalle, insomma, da favola a momento critico. L'ambiente, devo dire, l'ambiente di Varese è un ambiente tutto sommato tranquillo. Queste frange ultra non hanno dato spesso problemi, anzi, è un fatto che non ci si aspettava. Ed è un fatto che dovrà indurre anche chi di dovere magari a riconsiderare un attimino la situazione ultra Varese. È un fatto che si era già verificato 30 anni fa in occasione dell'ultima retrocessione dalla Serie B, ma quello non può essere un precedente perché ovviamente si parla di un'altra generazione di tifosi. È una cosa che certamente non fa bene all'immagine di Varese e del Varese, questo non c'è dubbio. Cosa cambia a livello di campionato? Nulla. Cosa cambia a livello di società? Poco, perché tanto la società è quella che è e va incontro a un possibile fallimento. Diciamo che è un atto fino a se stesso, un atto dimostrativo, negativo chiaramente, che va interpretato per quello che è, insomma, c'è un atto vandalico. Ecco, lo sport a Varese in questo momento, correggimi se sbaglio, sta soffrendo un po' anche per quanto riguarda la pallacanestro, ma anche altre attività. Sì, è un'annata un po' particolare. Allora, il calcio sappiamo, il basket si è salvato e non farà i playoff. Ha avuto una stagione difficile in cui ci sono stati anche dei problemi a livello societario, perché la società di basket è retta da un consorzio di soci che mettono una quota annua. È un esperimento che funziona, che in altri posti hanno cercato di replicare ma senza successo. È in pratica una sorta di azionariato diffuso, però è chiaro che le risorse che possono arrivare da questo azionariato diffuso non possono rendere la squadra competitiva ad alto livello. I soci sono diminuiti perché la crisi ha fatto il suo corso e quindi la crisi economica evidentemente, e quindi la situazione è che la squadra è stata rifatta meno bene del passato e ha fatto molta fatica. Però ci sono altre realtà a Varese che stanno emergendo, anche se si tratta comunque di realtà tra virgolette secondarie. C'è la squadra di rugby che sta lottando per vincere il campionato di Serie B, c'è la squadra di pallavolo di Busto che comunque ha un grosso radicamento anche a Varese, che ha fatto una bella stagione arrivando in finale di Champions League e poi purtroppo è stata eliminata al primo turno dei playoff di campionato. C'è la squadra di basket femminile che sta lottando per vincere la Serie B e ai playoff e ha vinto il primo turno, quindi ci sono delle realtà importanti. È chiaro che si fa sempre i conti con situazioni in cui finché è il talento a fare la differenza si emerge, quando servono i soldi si fa fatica, molta fatica. Ecco, diciamo una cosa comunque per quanto riguarda quello che è successo l'altro giorno. La città di Varese ha risposto in maniera più che dignitosa, direi comunque in maniera molto sportiva, perché si parla di gente che è venuta a vedere la partita da fuori, che è stata comunque accolta e trattata in maniera diciamo ospitale da parte della città di Varese. Quindi al di là di quattro tifosi esaltati che sono convinti che disfando lo stadio si riesce a contestare una società, quando in realtà la strada dovrebbe essere un'altra. Comunque la città di Varese è una città sana, giusto? Ma sì, guarda, il clima al di là delle rivalità storiche che ci sono e ci sono ovunque, esempio nel basket con Cantù, con Milano, con Bologna, eccetera, nel calcio con Novara che ultimamente non abbiamo incrociato, eccetera, con Como, con Busto, la tifoseria varesina fondamentalmente è abbastanza tranquilla. È chiaro che ci sono queste frange che peraltro, questa è la mia opinione, ma credo sia condivisibile ad ampio spettro, sono frange ben conosciute anche dalle forze dell'ordine. Non sarebbe difficilissimo isolarle, come non dovrebbe essere difficile farlo a Roma nel famoso caso degli striscioni, eccetera eccetera. È un discorso che in piccolo riguarda Varese, ma in grande riguarda un po' tutti, Ecco, proprio su questo, guarda, ti rubo ancora qualche minuto proprio per parlare di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo del calcio. Come hai fatto tu riferimento, in questo momento ci sono parecchie società che sono sotto scacco da parte dei tifosi, ci sono contestazioni più o meno forti. Ieri abbiamo assistito comunque a un derby di Milano sottotono, dove però le tifoserie si sono incontrate tranquillamente senza nessun tipo di problemi. Certo.
mentre invece ci sono altre realtà dove sostanzialmente si deve andare a una partita di calcio come se si dovesse andare a una guerra. Ecco, in questo caso però, nel caso del calcio varesino attuale, quindi della devastazione dello stadio, è evidente la matrice, diciamo, tra virgolette, sportiva, se vogliamo, perché se non ci fossero stati determinati risultati negativi e soprattutto una situazione societaria molto caotica, probabilmente non sarebbe successo questo, ecco, questo va detto. Sì, manca non è una buona motivazione, però è un'analisi che va fatta, ecco, cioè, al di là dell'episodio che è sicuramente molto molto negativo, ripeto, anche per l'immagine della città. No, sicuramente sì, però quello dove volevo arrivare io è che sostanzialmente stiamo assistendo a un sistema che non accetta la sconfitta, non accetta la possibilità di dover ripartire. La vittoria a tutti i costi sta portando molto spesso a situazioni imbarazzanti, come possono essere quelle per quanto riguarda i fallimenti dovuti a problemi finanziari, piuttosto che a contestazioni esagerate. Ieri c'è stata ancora una contestazione nei confronti del presidente della Roma Pallotta, che in settimana comunque è stato contestato palesemente da un gruppo di tifosi. In realtà si parla di pochi tifosi, così come pochi erano quelli di Varese, che hanno fatto quella devastazione. Quindi in sostanza ci sono poche decine, forse centinaia di persone che mettono sotto scacco il calcio italiano. È una situazione che... Secondo me il problema vero, allora, il caso Pallotta è molto diverso, perché sappiamo tutti da dove nasce, qual è il casus belli, eccetera. Oltretutto parliamo di un presidente che sta facendo vivere alla Roma, al di là dei risultati alterni di quest'anno, un momento molto positivo dal punto di vista societario e tecnico. Quindi l'ultima cosa che dovrebbe venire in mente a un tifoso sarebbe di contestarlo e magari rischiare di farlo scappare. La questione vera è il potere che hanno gli ultra. È chiaro che Varese conta 1, Roma conta 100 e idem il discorso del peso degli ultra. Questo è il vero meccanismo da spezzare, al di là dei casi specifici. Perfetto. Va bene Stefano, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere averti con noi. Speriamo di averti per situazioni meno tristi, perché comunque questo è un dolore per tutti quelli che amano il calcio. Sì, però vedi, la gente di Varese ha anche questo di positivo, cioè di fronte a un episodio così, oltre all'indignazione ovvia, c'è stato anche il guardare subito avanti, e questo è secondo me positivo, perché significa anche togliere importanza a coloro che la cercano facendo queste cose. Ecco, questo mi sembra, dal mio punto di vista, è un segnale positivo. Ecco, un tuo parere sulla sfida tra Monaco e Juventus, già che ci siamo, lo chiedo anche a te, poi ti chiedo anche le altre. Il mio parere è che è molto simile alla partita di Dortmund, con la differenza che il Monaco ha dei valori tecnici inferiori a quelli del Borussia. Secondo me la Juventus deve fare la stessa cosa che ha fatto nella partita d'andata, evitare di prestare il fianco al Monaco. Può anche finire 0-0, non mi stupirei. Allegri finora ha dimostrato di gestire bene le partite di Coppa, cosa che non tutti gli accreditavano. E io credo che la Juventus abbia il dovere a questo punto, visto il sorteggio favorevole, vista l'andata senza subire gol, abbia il dovere di arrivare in semifinale. Dopodiché quello che succede, può anche succedere qualcosa che non diciamo, però arrivare in semifinale sarebbe, oltre l'obiettivo stagionale, sarebbe un successo, indubbiamente. Quindi facciamo i complimenti a un varesino doc come Beppe Marotta, che tra l'altro al Varese c'è stato, no? Beppe Marotta non tutti sanno che Beppe Marotta ha cominciato da ragazzo facendo il raccattapalle a Varese ed era stato acquistato per 300.000 lire come giocatore quando giocava nelle giovanili dal B giù, è andato a giocare al Varese e poi siccome evidentemente da calciatore non era particolarmente bravo, ha cominciato a fare l'uomo ovunque, raccattapalle, poi dirigente, poi è arrivato, adesso è lì dov'è. Quindi è partito dalla gavetta, ha fatto strada. Magari ha fatto strada, indubbiamente. E ha ancora a casa Varese e spesso torna anche a Varese, anche se non ha mai avuto legami diretti col Varese dopo che è andato via dall'85 all'86, è stata l'ultima stagione da dirigente a Varese, poi è andato via
e da allora non ha più avuto legami diretti e non ha più dato una mano neanche sul mercato al Varese, perché ha proprio cambiato orizzonti. Beh, speriamo che magari qualcosa possa fare in futuro. Ricordo che comunque lui ha portato la Juventus in ritiro al primo anno proprio a Varese, una settimana. Certo, e speriamo. E non sarebbe male. Non sarebbe male fare qualcosa anche per Varese. Credo che siano i cittadini più importanti di Varese che debbano mobilitarsi per questa squadra, per questi ragazzi. Invece per quanto riguarda le altre due sfide, quella di Napoli e quella di Firenze, due squadre che possono arrivare anche loro in semifinale e che hanno buone possibilità di arrivare fino in fondo. Di cosa? Di Champions dici? No, di Europa League, Napoli e Fiorentina. Allora, il derby di Madrid, allora se io avessi 10 euro mi giocherei l'Atletico, no, perché scusa. il derby di Madrid per il Reale è sempre ostico. Vabbè, il Bayern può rimontare 2 gol a Porto, però è in mezzo Bayern e quindi ha delle difficoltà oggettive al di là della situazione ambientale che è inusuale per il club tedesco. Il Barcellona è già qualificato, c'è poco da giocare. Credo che non accettino neanche le scommesse sul Barcellona, perché col 3-1 è già qualificato. Perfetto. Invece per l'Europa League? Come? Per l'Europa League. Per l'Europa League, allora, Napoli già qualificato. Sì. A meno che non faccia un suicidio di massa a San Paolo, è già qualificato. La Fiorentina ha fatto un risultato positivo contro una squadra che gioca molto meglio in casa che fuori, però la Fiorentina ha una difficoltà secondo me. Allora Montella è un bravo allenatore, deve crescere tanto, la Fiorentina ha difficoltà nella gestione delle partite perché entra e esce dalla partita con una facilità incredibile, e il rischio è di affrontare la partita di ritorno un po' come ha affrontato quella di ritorno con la Juventus in Coppa Italia, tenendo conto che naturalmente la Dinamo Kiev non è la Juventus, per cui la Fiorentina deve tenere gli occhi aperti, però ha direi 60, anche forse 70% di probabilità di passare il turno. Grazie Stefano, ci sentiamo. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Perfetto, adesso diamo un attimo la linea alla pubblicità, ci rivediamo più tardi per parlare ancora di calcio e di derby. Ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Selezionare la frutta migliore ci viene naturale. Perché da buoni italiani sappiamo quanto siano importanti la stagionalità e la provenienza. Scopri il meglio del fresco nei Pan Panorama. Selezioniamo da italiani. Calzature IG & Co. Leggerissime, flessibili, traspiranti. IG & Co. Belle e italiane. Calzature IG & Co. Sportive dentro. 48,50 euro. 60 euro. 59 euro. Torna il concorso che ti farà dare i numeri. Fino al 10 maggio vai su Lidl.it e indovina il valore del carrello. Puoi vincere la spesa per 20 anni. Spesa per 20 anni è solo da Lidl. Regolamento completo su www.lidl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Il mondo di Tarkus è in onda tutti i lunedì dalle 22 su Radio Padania Libera. www.radioprog.net. E rieccoci di nuovo, ritornati in studio. Da Graziano Campi un saluto ancora, e da Calcio Parlando, dalle frequenze di Radio Padania Libera.
Dovrebbe essere in collegamento con noi per la seconda parte il nostro collaboratore Alessandro Gazzara, che sta a Torino. Ci sei, Alessandro? Ci sono, eccomi qui, ciao a tutti. Ecco, ciao Alessandro. Allora, è stata una settimana interessante o all'insegna della noia, visti i risultati che ci sono stati in questo weekend? Sicuramente, meno per quanto mi riguarda, è stata una settimana abbastanza interessante, perché si è visto, a mio avviso, una bella vittoria del Palermo contro il Genoa, un Parma che, nonostante le varie penalizzazioni, nonostante ormai un destino segnato, ha intenzione di giocarsela senza nulla da perdere, il che dà un qualcosa sempre, secondo me, di romantico alla situazione. Poi ovviamente si è visto lo strappo, quello della Juventus, che secondo me poi è quello poi definitivo, cioè nel senso che ormai mancano pochi punti alla squadra di Allegri per vincere il campionato, e anche qui, a meno di suicidi di massa, penso che nel giro delle prossime 3-4 partite la Juventus potrà timbrare il cartellino per il suo quarto scudetto consecutivo. Poi ieri sera forse la delusione è stata ampia per quanto riguarda il derby della Madonnina. Io dirò molto onestamente che ho fatto molta fatica a vederlo, perché al di là di qualche emozione mi è sembrato il derby quantomeno della tristezza, ma forse Graziano, tu che eri lì, puoi dirci anche in realtà qualcosa un po' di più di questo derby. Per esempio, io notavo ieri sera, insomma, esordito questo Suso, che per tutto il campionato ci hanno presentato come fosse l'allievo prediletto di Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda, almeno personalmente, non mi è sembrato nulla di particolare, ecco. Sì, ieri ero presente allo stadio, effettivamente, a parte il freddo, ci sono state poche emozioni. A un certo punto una signora si è messa a urlarmi dietro che c'era un rigore per l'Inter. Non so perché se l'è presa con me, io gliel'avrei anche dato, ma non ero io l'arbitro in quel momento. C'era questa signora che comunque saluto, non so chi era, ma mi ha spaventato veramente. È rimasta colpita dal tuo fascino. Probabile. Per quanto riguarda invece i giocatori in campo, devo dire, tu hai visto Suso, l'hai visto male. Io ho visto due giocatori che mi hanno fatto riflettere. Uno è Van Ginkel e l'altro è Gnocuri. Il primo è un giocatore che il Milan deve far giocare, che è in prestito dal Chelsea, è un giovane e deve giocare. Il secondo è un giovane della primavera dell'Inter che ieri ha giocato la sua prima partita in Serie A. Entrambi sono due stranieri, niente da dire. Nessuno dei due ha il talento per giocare un derby, nessuno dei due ha il talento per essere nel Milan o nell'Inter. Così oggi. Così come Suso, che anche tu hai visto essere un giocatore deludente. Per quanto riguarda l'Inter, ho visto che sostanzialmente manca molta personalità, non c'è personalità. Lo stesso Medel molte volte con la palla al piede passava a Gnocuri, che doveva diventare lui il regista dell'azione. Ovviamente il ragazzo non è preparato per giocare un derby a questi livelli, non ci si può aspettare da un ragazzino che prende in mano lui la squadra, mentre tutti gli altri si nascondevano in attesa di un pallone e di sfruttare le ripartenze. Quindi Inter decisamente carente per quanto riguarda personalità, in grado di prendere per mano la squadra. Per quanto riguarda il Milan, direi che la delusione più grossa invece è stata Inzaghi, perché Inzaghi ancora una volta ha dimostrato di essere andato in confusione. Dopo i primi 20 minuti in cui l'Inter ha dominato, la squadra rossonera ha provato a trovare un po' la quadratura del cerchio, ma nella ripresa c'è stato un crollo praticamente verticale, soprattutto nel finale, quando ha fatto una serie di sostituzioni. I giocatori in campo non riuscivano più a capire che cosa dovessero fare. Bonaventura faceva da una parte all'altra della fascia, veniva spostato in continuazione, mancava un centravanti. Menezza ha provato a dar fastidio a Ranocchia, ma sostanzialmente non c'è stata partita, perché comunque i palloni giocabili erano veramente pochi, e questo Milan secondo me ha la qualità per fare meglio, ma non va oltre un allenatore che secondo me non merita la conferma, ma a quanto pare, da quanto ho sentito anche ieri, potrebbe addirittura esserci un altro anno di Inzaghi.
mentre dovrebbe arrivare nelle prossime settimane questo fantomatico Mr. B dalla Thailandia per fare un'offerta che sicuramente renderà più ricco il presidente Silvio Berlusconi, ma non è detto che possa rendere ricco anche il Milan. Voglio stuzzicarti perché so benissimo che questi sono argomenti che ti piacciono molto. È uscita fuori la notizia oggi lì di un presunto, mettiamola così, interessamento del Barcellona per un giocatore come Kovacic. Io ti chiedo questo, detto appurato, questo più o meno credo lo riconosciamo tutti, che Kovacic ha delle doti tecniche di un certo tipo, perché è un giocatore che sicuramente messo in condizioni diverse potrebbe rendere in un certo modo. Secondo te è già il tempo per lui comunque di fare il salto in una realtà, se vogliamo, più organizzata dell'Inter, o deve secondo te invece ancora stare a Milano per crescere? Ma sinceramente se resta a Milano secondo me non cresce, perché per crescere devi avere di fianco dei centrocampisti, dei giocatori, dei compagni di squadra che ti aiutano, che ti insegnano, che ti danno con la loro esperienza qualcosa in più che ti permette di fare il salto di qualità. In questo momento Kovacic è vittima di un equivoco tattico. Mancini lo prova da interno, poi lo prova da trequartista, ha 20 anni e quindi non ha ancora capito bene dove deve stare in campo, non ha ancora capito bene come si deve stare in campo quando si gioca in una grandissima squadra. Per quanto riguarda Kovacic al Barcellona, il Barcellona ha una politica particolare. Nel Barcellona c'è Rakitic che sta comunque facendo il suo, anche se non è ai livelli del passato. Non ci sarà più probabilmente Xavi, potrebbe andare via anche Iniesta, per cui potrebbe trovare una situazione particolare che gli permetta di rendere al meglio, perché sappiamo bene che comunque a Barcellona i giovani sono capaci di farli giocare e di aspettarli. Resta sempre il punto di domanda relativo al fatto che il Barcellona non dovrebbe fare mercato. Allora cerca Kovacic, cerca Pogba, cerca di qui, cerca di là, ma se ci sono dei regolamenti, i regolamenti devono essere rispettati. Il Barcellona a giugno non dovrà fare mercato. All'Inter conviene vendere Kovacic, conviene vendere Icardi. Secondo me le priorità sono ben altre, perché comunque ci sono giocatori che vanno a San Siro, portano a casa lo stipendio ma non rendono. Non si prova a far giocare Shaqiri insieme a Kovacic, un'altra situazione che secondo me andrebbe sviscerata, perché i due giocatori non sono uno l'alternativa dell'altra, ma potrebbero essere complementari. Devono trovare il giusto affiatamento. Parlando di tutte e due, in relazione anche a come le hai viste ieri sera, si diceva giustamente prima, rischiano anche di non entrare in Europa League. Secondo te quale delle due perde maggiormente nel non entrare comunque in una competizione europea? Ma diciamo che secondo me per entrambe è un dramma, soprattutto nell'anno dell'Expo, perché comunque a livello di immagine vedere ieri la maglia della Juventus con su Expo, perché Juventus dava un'immagine positiva dell'Italia quando praticamente Milan e Inter giocano il derby, la serata del derby, dove si poteva giocare benissimo con entrambe le squadre con la maglia di Expo. C'è stato solamente a un certo punto, durante l'intervallo è passato una mascotte, dovrebbe essere la mascotte dell'Expo, non so chi l'ha fatta. Sostanzialmente era un omino che camminava tutto pieno di frutta. Io l'ho guardato e ho detto: c'è chi sta peggio di me allora in fatto a stipendio, perché comunque per fare un mestiere del genere non è proprio il massimo. Ha fatto sto giro qui per far sapere a tutti che c'era l'Expo, nessuno se ne è neanche accorto, nessuno l'ha guardato, si cercava di capire cos'era lì a fare e poi se n'è andato. Sicuramente per il Milan è un danno di immagine maggiore, perché il Milan è praticamente una squadra a vocazione europea, ha vinto di più a livello europeo dell'Inter e ha comunque un certo tipo di blasone che l'Inter sostanzialmente in Europa non ha, nonostante che abbia vinto l'ultima Champions League per quanto riguarda una squadra italiana. Bisogna vedere quale delle due squadre
ha più possibilità di ritornare ad alti livelli la prossima stagione. Beh, certo, un ragionamento di quelli che non fanno una piega. Io poi ti chiedo questo: nel proseguo della stagione, diciamo, di entrambe, per questo finale, che soluzioni, se tu fossi Inzaghi, che soluzioni proveresti per dare una scossa quantomeno d'orgoglio per questo finale di campionato? E allo stesso tempo ti chiedo cosa faresti se fossi Mancini per cercare di dare un po' più una quadratura del cerchio alla squadra. Ma diciamo che se fossi Inzaghi, per dare una scossa penso che mi dimetterei, perché sinceramente ho fatto peggio di quanto si potesse fare, non ho ottenuto alcun tipo di risultato, comunque non ho la fiducia dei tifosi, se non per quanto riguarda l'affetto, in quanto sono stato un grande campione, però dovrei anche rendermi conto di non avere il polso della situazione, sono palesemente in difficoltà. Ci sono giocatori che lui ha voluto, come Cerci e come Destro, che sono arrivati a gennaio per aiutarlo, che sono partiti ieri dalla panchina, così come è partito dalla panchina anche Paletta, che è arrivato anche lui a gennaio a parametro zero. Praticamente ieri sera giocava, escluso Suso, la formazione che era stata Suso e Antonelli, altro rinforzi è arrivato a gennaio. Gli altri giocatori sostanzialmente la maggior parte se ne andrà perché molti sono in scadenza di contratto, e quindi se fossi Inzaghi mi dimetterei e proverei a lasciare a qualcun altro il compito di allenare questa squadra, di motivarla e provare a trovare qualcosa. Per quanto riguarda invece l'Inter, ci sono alcune sfide che secondo me, al di là della classifica, al di là di quello che può essere il futuro, sono stimolanti. Partiamo subito dalla sfida che giocheremo contro la Roma sabato prossimo. Io sarò anche lì a San Siro e credo che i nerazzurri comunque vogliano ben figurare contro quella che in questo momento è in difficoltà anche lei, perché anche la Roma non è al massimo della condizione. Poi ci sarà la Juventus che probabilmente ora dello scontro diretto contro l'Inter sarà già campione d'Italia, visto quella che è la classifica. Addirittura si parla già di una Juventus campione d'Italia domenica prossima, in caso di risultati concomitanti, in quello che sarebbe praticamente una vittoria nello stadio del Torino. Tu che sei di Torino, non so come vedresti la cosa. Sicuramente sarebbe molto particolare, anche perché comunque sia il Toro non vince da praticamente più di 20 anni il derby della Mole. Finora sono stati un po' i pareggi, solo vittorie della Juve, poi per un buon numero di anni non si è neanche potuto giocare per via un po' della vicenda societaria del Toro, un po' del Toro retrocesso in B, e poi un anno c'è stata la Juve appunto per le vicissitudini di Calciopoli, che è finita in B, quell'anno lì il Toro è salito in A, e quindi insomma le sfide per lo più adesso si sono concentrate negli ultimi anni. Certo sarebbe molto particolare, anche perché, come sai, anche lì a Milano la diatriba, a Torino sono io, e chiaramente se vinci uno scudetto in un derby, specialmente diciamo qui a Torino, dove comunque non è una realtà come può essere Milano, come può essere Roma, dove bene o male magari si trovavano quasi sempre squadre dello stesso livello, abituate a giocare lo stesso tipo di competizioni. Qui tolti gli anni diciamo di Pulice e Graziani, dopo il Toro comunque non si è quasi più visto nelle parti alte della classifica, e quindi comunque sia, sai, il derby prende un significato particolare per la sponda granata, e dovessero veder vincere uno scudetto dalla parte bianconera della città, sarebbe una batosta di quelle che si ricorderebbero davvero per tanto. Anche perché all'andata già diciamo che i tifosi del Torino hanno preso una scottatura non da poco al 93esimo, no? Sì, anche perché insomma alla fine erano tutti quasi convinti di poterlo vincere, poi insomma Pirlo ha pescato quella magia veramente a pochissimo dalla fine,
quando ci sono i campioni succedono queste cose, poi sono le storie di derby, se vogliamo andare indietro di qualche anno, insomma il Toro che vince con Enzo Maresca che segna e prende diciamo il toro per le corna, mi manda il gesto delle corna sotto la maratona e davanti alla panchina del Toro, quindi sono quegli episodi che poi bene o male vengono ricordati. Diciamo che perlomeno negli ultimi 20 anni comunque sono stati episodi più che altro da una sola parte piuttosto che da parte Granata, perché da parte Granata, a parte la buca di Maspero nel rigore di Salas, diciamo che non ce ne si ricorda molti. Sì, ecco, ti do una notizia in diretta che è appena stata battuta dalla Gazzetta dello Sport. La tonsillite ferma Vidal, il cileno in dubbio per Monaco. Brutta tegola per il centrocampo bianconero a 2 giorni dall'importante sfida di Champions. Le condizioni del giocatore verranno valutate nella rifinitura di domani. Cosa ne pensi? Beh, che sicuramente a livello di personalità soprattutto sarebbe una perdita non da poco. Però penso anche una cosa, io ho guardato molto Sturaro nelle partite che ha giocato e devo dire che ho rivisto alcuni piccoli sprazzi, poi ovviamente è un giocatore diverso del primo Vidal che entrava veramente su tutti i palloni, poi alcuni contrasti li perdeva e via dicendo. Io credo una cosa, che se non dovesse esserci Vidal, io ho molta fiducia in quello che può essere eventualmente l'impiego di Sturaro con Pereira nel ruolo più avanzato, perché credo che possa essere una partita adatta a lui, perché è un ragazzo giovane che ha ancora il fuoco dentro di dover dimostrare di valere la maglia, e potrebbe essere la sua grande chance di dimostrare veramente tutti i mezzi tecnici che ha. Potrebbe essere una soluzione. Tra le altre notizie, vedo che Tutto Sport, Toro Juve, Maxi Lopez contro Matri, ma che bel derby. Tifose pazze per i 2 bomber, che hanno 2 splendide fidanzate, Daniela Christianson e Federica Nargi. Tu per chi tifi? Ma io resto sul Made in Italy, quindi dico la Nargi, che tra l'altro è una ragazza molto simpatica, perché mi è capitato proprio recentemente comunque di vederla per Torino, e devo dire che oltre a essere una ragazza molto molto bella, è stata veramente disponibile con tutti quei tifosi che le chiedevano autografi, fare la foto, essendo lei la fidanzata di Matri. Ok. Allora abbiamo anche una vincitrice, va benissimo, mi associo. Poi dopo va sempre bene. E quindi esatto. Quindi praticamente arriviamo a quello che è un attimino la situazione delle altre squadre impegnate in Europa. Diciamo che il Torino quest'anno è uscito dall'Europa League, però ha fatto bella figura tutto l'anno. Adesso insegue ancora un sogno, ed è quello di raggiungere l'Europa, magari facendo lo sgambetto ai bianconeri. Tu credi che sia ancora possibile per il Torino raggiungere la qualificazione? Ma tutto dipende in realtà da come gestiranno le prossime gare, perché Ventura per tutta la stagione veramente ha fatto i miracoli con una squadra che sulla carta doveva essere a lottare, non dico a lottare per la salvezza, ma comunque non in grado di fare gli exploit di questa stagione, perché comunque anche contro lo Zenit in Coppa ha fatto veramente 2 belle prestazioni, punita forse un po' anche dall'inesperienza di certi giocatori per quanto riguarda i palcoscenici europei. Nulla è impossibile, diciamo che è molto difficile, però diciamo che il Toro di quest'anno ci ha anche abituato al fatto di vincere proprio nei momenti dove non ci si aspettava minimamente che potesse prevalere.
Invece c'è un altro giocatore, c'è un altro allenatore che in questo momento potrebbe essere vicino alla Sampdoria, ed è Paolo Sousa. Lo sto leggendo adesso dalla Gazzetta dello Sport. È una notizia anche questa battuta circa un'ora fa, secondo cui Paolo Sousa non avrebbe smentito che col Basilea, dopo aver vinto con il Basilea in Svizzera, possa diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, dove praticamente Mihajlovic potrebbe andarsene. Cosa ne pensi di Paolo Sousa come allenatore? Beh, io trovavo Paolo Sousa uno dei centrocampisti più intelligenti quando già giocava comunque qui a Torino con la maglia della Juve. A livello di allenatore ha riportato secondo me quell'intelligenza che metteva in campo. Io non so in quanti hanno avuto modo di veder giocare il Basilea in Svizzera, ma anche in Europa comunque. Ha dato un gioco sicuramente molto vivace, anche molto bello da guardare, e credo che sia un allenatore davvero molto intelligente, molto preparato. Se la Sampdoria dovesse dare la via a Mihajlovic e prendere lui, secondo me fa un grandissimo colpo, anche perché Sousa comunque ha fatto, se vogliamo, ha fatto anche una sorta di gavetta, perché comunque è un allenatore che è partito da molto lontano prima di arrivare qui, perché è stato, a parte adesso in Svizzera, ma è stato in Israele, è stato al Videoton, poi prima è stato in Inghilterra, al Leicester, allo Swansea. Aveva cominciato in club, se non erro, col QPR nel 2008, quindi comunque è un giocatore è un allenatore, scusate, che ha fatto il suo percorso di crescita. Arrivare magari alla Sampdoria potrebbe essere una porta interessante in Italia per ambire a qualche grande club italiano, ma anche per farsi vedere, perché no, all'estero, per qualche squadra comunque di qualche top team. Ecco, sì, un allenatore straniero che potrebbe portare magari qualche innovazione a livello tattico, innovazione che ha portato l'anno scorso Rudi Garcia, ma che ieri è stato salutato da German Dennis al momento della sostituzione con un piangi sempre. Ecco, questo è quello che Dennis ha detto a Garcia. Garcia, che oggi ha sospeso il giorno di riposo, ha chiamato i giocatori a raccolta ancora per un faccia a faccia, in una situazione che a Roma rischia di sfuggire di mano. Beh, secondo me la situazione a Roma è già sfuggita ampiamente di mano, ma questo già da ottobre, già più o meno da ottobre, quando comunque hanno perso lo scontro diretto contro la Juventus. Diciamo che Rudi Garcia secondo me è un allenatore che è sicuramente molto preparato a livello tattico, però ha dovuto fare i conti con l'ambiente romano. Il primo anno è stato un primo anno, diciamo, di entusiasmo, dove secondo me non si aspettavano neanche di riuscire ad arrivare così, tra virgolette, in fondo, così vicini a quella che poteva essere la Juventus. Però poi comunque, passato l'entusiasmo, ha dovuto fare i conti col fatto che c'è un Francesco Totti che, se lui non lo fa giocare, comunque ci sono i malumori della piazza, anche lo stesso Totti comunque il spogliatoio ha un suo peso politico comunque notevole, che fa sì che ovviamente possa anche, se vogliamo, essere un fattore psicologico di un certo tipo, e dovendo secondo me far giocare Totti, rinunciando a un centroavanti per tutta la stagione fondamentalmente, appena ci sono state le prime difficoltà, appena comunque da un lato Totti ha dimostrato la sua età, ma anche dall'altra il gruppo ha dimostrato la sua fragilità, è esploso tutto. Poi la dichiarazione, secondo me, che lui a ottobre avrebbe vinto lo scudetto non ha sicuramente aiutato, perché quando dici una cosa di quel tipo lì in un ambiente appunto come quello romano, ma anche come fosse al Milan, alla Juventus o all'Inter, e poi i tifosi, se non vinci lo scudetto, come si dice, ti presentano il conto, e quindi pretendono che tu l'anno prossimo te ne vai, e te ne vai anche di corsa.
Ecco, però potrebbe fare un po' come ha fatto Luis Enrique, che dalla Roma è stato cacciato, ma quest'anno col Barcellona è quasi vicino a vincere lo scudetto. Ma secondo me è molto probabile infatti che accadrà una cosa di questo tipo, perché ripeto, lui a livello tecnico è un allenatore che comunque ha dimostrato anche e soprattutto in Francia comunque di valere, perché comunque ha dimostrato sempre di saper mettere in campo delle squadre ottime. Però con una pressione comunque diversa e col fatto di non doversi magari sempre confrontare con appunto tutto l'ambiente anche mediatico e di pressioni che c'è nella capitale. Io credo che se per esempio dovesse magari tornare in Francia ad allenare per esempio azzardo il PSG, molto probabilmente con lui il PSG vincerebbe anche con un certo tipo di gioco, ma credo che comunque in qualsiasi campionato magari non vincerà subito il campionato, però sicuramente farà vedere quello di cui è capace a livello tecnico. Ecco, tu hai parlato di pressione mediatica che comunque colpisce molti giocatori, molti allenatori. Abbiamo il caso di Zeman che invece a Cagliari la pressione non la subisce, semplicemente perde. Ti saluto Alessandro, sei stato un ospite e un compagno di avventura simpaticissimo. Ci sentiamo mercoledì anche tu per parlare di hockey. Sì, ricordo per chi vuole che in questo momento c'è la partita dei mondiali, tra l'altro la seconda, che vede l'opposta d'Italia all'Ucraina. La prima l'abbiamo vinta 2-1, quindi insomma guardiamo gli azzurri, facciamo il tifo, perché chi lo sa, la squadra è giovane, però magari ci possono regalare belle sorprese. Grazie Alessandro. Grazie a te, ciao. E anche io vi saluto, un saluto da Graziano Campi e da Calcio Parlando, dalle frequenze di Radio Padania Libera. Ci sentiamo mercoledì prossimo per lo speciale alla 1:05 sul hockey ghiaccio. Ciao. Avete ascoltato Calcio Parlando. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere